per due volanti della polizia a Roma, morto a 32 anni un agente trevigiano, Amar Kudin, di origini croate. Il cordoglio delle istituzioni, dal Presidente della Repubblica Mattarella al Ministro dell'Interno Piantedosi. Rugbista, Amar aveva militato a Paese, dove è cresciuto, Mogliano San Donà, e nel Benetton. Aveva ottenuto il trasferimento nella Marca per sposarsi e stare vicino alla mamma. Scoperta dai carabinieri a Vedelago una banda di adolescenti che, oltre a spacciare droga ai coetanei, avrebbe fatto ricorso a minacce e intimidazioni anche via social. 16 gli indagati. Nel giorno dell'anniversario del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, presentata a Roma alla fondazione che porta il suo nome, parole shock del ministro Valditara: il patriarcato non esiste, la violenza è colpa degli stranieri. Malore fatale alla concessionaria Carraro di Susegana, 38enne della provincia di Udine, morto sotto gli occhi della compagna. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Presentati a Palazzo Balbi ai sindaci dei comuni trevigiani e veneziani i flussi di traffico della futura Via del Mare, metà tempo per andare da Treviso a Jesolo, calo significativo anche sulla viabilità secondaria. La festa della Madonna della Salute, aperto a Venezia il Ponte Votivo, giovedì dalle 9:45 su Antenna 3, la diretta della messa solenne presieduta dal Patriarca. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Prima di incominciare con i servizi di questa sera, tanta la cronaca in scaletta, partiamo dal sondaggio in vista della nostra trasmissione di attualità politica di prima serata, Ring. Toni sempre più accesi tra esecutivo e sindacati, in particolare CGIL e UIL, che hanno confermato lo sciopero generale per il 29 novembre. Il leader della CGIL è tornato nelle scorse ore a parlare di rivolta sociale contro il calo del potere d'acquisto e tagli alla sanità, parlando di governo autoritario. La Premier Meloni ha parlato di opposizione pregiudiziale, per questo vi chiediamo: sciopero generale contro la manovra, è giusto? Continuate a telefonare e a rispondere. Per rispondere di sì 0422 1626 691, per il no 0422 1626 690. Poi, come sempre, l'esito nel corso di Ring dalle 21 su Antenna 3. Andiamo alla cronaca. Allora, abbiamo detto uno schianto terribile, due volanti che si capovolgono, a morire tra le lamiere l'agente trevigiano Amar Kudin, 32 anni, l'amore per la divisa, la passione per il rugby. La tragedia è avvenuta a Roma all'alba di oggi. Sono da poco passate le 4 del mattino a Roma. In zona Monte Mario il silenzio viene squarciato da uno schianto violentissimo. Due volanti in servizio si sono scontrate. La scena che si presenta ai primi soccorritori è terribile. Incastrati tra le lamiere 4 poliziotti. Per Amar Kudin, originario della Croazia ma residente da anni a Paese, non c'è più nulla da fare. Sul posto arrivano i colleghi che guardano increduli la tragedia delle due volanti. Una stava correndo per sedare una rissa, nell'altra, dove si trovava la vittima, c'era anche una persona fermata perché sospettata di aver messo a segno dei furti. I 3 poliziotti ed il fermato sono stati portati in ospedale in codice rosso, una dinamica ancora al vaglio della polizia locale. La notizia della morte di Amar inizia a girare, raggiunge il trevigiano. Amante della divisa, il 32enne era un rugbista professionista, aveva militato nel Veneto in squadre come il Paese, il San Donà di Piave, il Benetton ed il Mogliano. Un destino crudele. Amar presto sarebbe tornato nella Marca, aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento. A dicembre avrebbe potuto essere in forza la questura di Treviso. Dovremmo avere un piano di potenziamento di più 15 agenti e 2 ispettori, questa è la previsione, e quindi a dicembre lui poteva essere uno che aveva dato un sostegno in più. Voleva stare vicino alla mamma, vedova di guerra, e alla sorella, che abitano a Paese a pochi passi dal municipio. E poi il sogno, quello più bello, voleva sposarsi presto con la fidanzata residente a Canizzano. Tanti sogni e progetti, tutto si è fermato lungo quella strada all'alba durante il servizio. Abbiamo perso un collega, spiega Casagrande, aveva scelto di stare in volante per dare una mano ai cittadini. Una fatalità, non possiamo, 2 interventi sicuramente distinti e separati, e l'incrocio probabilmente bisogna vedere le dinamiche, tutto quanto al vaglio di chi sta seguendo le indagini del caso, e capire come mai su un incrocio, quello che può essere stato, c'è stato questo scontro tra 2 macchine in servizio. Tanti messaggi di cordoglio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Governatore del Veneto Luca Zaia. Sotto shock è la comunità di Paese, dove il 32enne aveva vissuto fin da bambino. Esprimo a nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Paese, un profondo cordoglio ai familiari dell'agente Amar Kudin,
tragicamente deceduto questa notte in un fatale incidente. Esprimo anche la mia vicinanza ai colleghi feriti e a tutto il corpo di polizia. Il 32enne, fin da bambino, lo avete sentito, aveva giocato a rugby, aveva militato in Veneto in diverse squadre, aveva giocato con la maglia della nazionale e poi delle Fiamme Oro, una carriera sportiva che sperava di terminare di nuovo nella sua squadra d'origine, il Paese. Sul tavolo la maglia con il numero 2 è quella di Amar Kudin, che oggi i compagni di squadra del Paese e i dirigenti della società stringono forte come a non volerlo lasciare andare, troppo dolore, una famiglia, quella del Paese Rugby, che non riesce a capacitarsi di una tragedia tanto grande. Personalmente lo conoscevo veramente da bambino, mio papà è stato il suo primo allenatore storico e ha giocato con noi dagli 8 anni fino all'anno scorso. Lo aspettavamo che a breve potesse tornare con noi. L'anno scorso, nonostante prestasse servizio a Roma, aveva voluto giocare con il Paese arrivando dalla capitale prima delle partite. Questa notizia è drammatica, sì, per noi, per la società, per i suoi compagni, penso anche per la comunità di Paese, perché è una famiglia molto conosciuta qui a Paese. La voce si incrina, le lacrime si fermano in gola. Sapere che un ragazzo, tra l'altro, lui doveva sposarsi fra un po' e aveva un suo compagno di squadra che doveva fargli da compare, quindi capisci che oltre all'aspetto agonistico, l'aspetto sportivo, c'era quello umano che lui era molto stimato e conosciuto in tutto il Paese. Purtroppo la telefonata di questa mattina è stata terribile e non si hanno tante parole. Ricordo Amar come un ragazzo splendido. Aveva giocato anche con la maglia della nazionale, con le Fiamme Oro e poi con il Paese, il Mogliano, il San Donà di Piave e il Benetton Rugby. Un ragazzo molto disponibile, tranquillo, aveva il senso del dovere, un ragazzo che alla fine era ben voluto da tutti proprio per il suo carattere e la sua disponibilità. È stato un ragazzo che abbiamo voluto, avevamo richiesto da Rugby Paese perché venisse a giocare qui con i nostri giovanili, da dove dopo è partito per tutto il suo percorso di giocatore seniores. E che dire, è stata una notizia tragica veramente. Uno di quei ragazzi che vorresti avere sempre in squadra, disponibile, educato, rispettoso delle regole. Si stava creando un futuro oltre lo sport. Fra 15 giorni il Paese scenderà in campo con il lutto al braccio, ma la Federazione Italiana Rugby sta già pensando ad iniziative per ricordare Amar. E sui social, da parte delle squadre, dei compagni, tanti messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia. Andiamo avanti con la cronaca scoperta dai carabinieri di Vedelago, una banda di adolescenti che oltre a spacciare droga ai coetanei avrebbe fatto ricorso a minacce e intimidazioni anche via social nei confronti degli acquirenti. 16 i minori indagati. Era un numero, diciamo, importante di ragazzi che si erano organizzati in maniera strutturata per spacciare dello stupefacente e a volte taglieggiare anche i propri acquirenti. Una banda strutturata come quelle di criminali incalliti, solo che la gang, sgominata dai carabinieri di Treviso, era composta da 16 ragazzini di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, ora indagati dalla Procura per i minori per i reati di estorsione e spaccio di stupefacenti. I fatti si sono verificati a Vedelago tra gli scorsi mesi di marzo e ottobre. L'indagine è stata avviata a fine luglio con l'arresto in flagranza di 2 minorenni ed un maggiorenne, sorpresi dai carabinieri di Vedelago mentre ricevevano una somma di 200 euro da un coetaneo precedentemente minacciato. Le perquisizioni nelle abitazioni degli adolescenti, 2 dei quali già sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa, hanno consentito ai carabinieri di recuperare droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. In particolare uno dei giovani, nel frattempo diventato maggiorenne, è stato trovato in possesso di 1,2 kg di hashish e 4.600 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Il ragazzo è stato arrestato. Nelle abitazioni di altri 3 indagati invece sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento dello stupefacente e modiche quantità di hashish già suddivise in dosi. Le vittime erano dei coetanei che quando non pagavano l'acquirente venivano minacciati attraverso social network, specialmente TikTok. Uno spaccato criminale preoccupante, quello che emerge dall'indagine coordinata dalla Procura minorile di Venezia. Si tratta sicuramente di una
una devianza giovanile nell'ambito degli stupefacenti che è sempre più presente e sempre più preoccupante, perché comunque riguarda un numero di giovani anche di età abbastanza bassa come fascia, parliamo di ragazzi tra i 15 e i 17 anni, quindi ancora, come dire, in erba, che però sono propensi a questa struttura criminale. Nel giorno dell'anniversario del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin è stata presentata a Roma alla Camera la fondazione che ne porta il nome, la commozione di papà Gino e lo shock per le parole del ministro Valditara in collegamento, che ha legato l'aumento delle violenze all'immigrazione illegale. Immediate le reazioni alle parole del ministro, duramente criticato. Oggi iniziamo da Giulia. Giulia Cecchettin, con la fondazione che ne porta il nome, spalanca le porte del Parlamento nel giorno del primo anniversario del ritrovamento del corpo. La tragedia che ha strappato la vita a Giulia nel fiore degli anni diventa un'arma potente contro la violenza di genere. Inizia così, con la presentazione della fondazione in collegamento con il Parlamento europeo e le scuole, il cammino del Parlamento verso la giornata del 25 novembre. In collegamento i fratelli di Giulia, Davide ed Elena. In questa sala non ci sono differenze ideologiche. Siamo qui per condividere con azioni concrete, attraverso la fondazione intitolata Giulia Cecchettin, la crociata contro il flagello della violenza di genere. L'introduzione di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, il messaggio di intima vicinanza a Gino Cecchettin del cardinale Matteo Maria Zuppi. Vi aiuterò, scrive, gli interventi della politica e degli esperti, poi le parole di Gino dirette e potenti come sempre, pur nella loro semplicità. Non possiamo cambiare gli eventi che ci sono capitati, ma possiamo cambiare la nostra reazione a quegli eventi e decidere se contribuire ad aumentare l'odio oppure l'amore, a discapito oppure a favore dell'ecosistema stesso. Per quanto mi riguarda, nel nome di Giulia, io posso solo scegliere di far crescere l'amore, perché questa è l'unica scelta che le assomiglia, l'unica possibile se voglio mantenere viva una parte di lei. L'asse con le scuole, l'impegno condiviso, il patto tra le istituzioni. Parla come madre, come sportivo e come donna la consigliera della Fondazione Federica Pellegrini. Oggi mi impegno non solo come Federica, non solo come donna, ma come cittadina consapevole che il cambiamento parte da ciascuno di noi. È tempo di agire, unite e uniti. Gelo in sala durante l'intervento in videocollegamento del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, immediatamente criticato dalle opposizioni e sui social per aver negato il patriarcato. La visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato. E per aver associato il fenomeno dell'immigrazione illegale all'escalation di violenza nei confronti delle donne. Occorre anche non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale. Malore fatale questa mattina alla concessionaria Carraro per un uomo di 38 anni. Il dramma si è consumato nello showroom di Susegana. Quando gli operatori del SUEM sono arrivati nello showroom, per Alessandro da Tossa, 38 anni, non c'era più nulla da fare. Inutile ogni tentativo di rianimazione, non sono servite nemmeno le manovre disperate messe in atto prima che giungessero i sanitari dei dipendenti del negozio, guidati al telefono dalla centrale operativa del 118. La tragedia si consuma intorno alle 11 all'interno della concessionaria Carraro di via Conegliano Susegana, dove l'uomo si trova con la compagna per acquistare un'auto. Il 38enne ha appena concluso l'incontro con il venditore negli uffici quando si alza per avvicinarsi ancora una volta all'auto che vorrebbe comprare. Il tempo di aprire la portiera, un gesto come un altro, e dice di sentirsi poco bene. Questione di secondi e si accascia a terra perdendo i sensi. Il personale della Carraro allerta subito i soccorsi, la mobilitazione generale, sono attimi concitati. In via Conegliano arrivano elicottero, automedica e ambulanza, ma non c'è più nulla da fare. Sul posto si recano anche i carabinieri
carabinieri per un primo supporto. La compagna è sotto shock, scossi i dipendenti del negozio, più tardi l'arrivo dei genitori del 38enne che risiede a Rivignano Teor in provincia di Udine. A stringersi attorno alla famiglia è anche Ruggero Carraro, amministratore delegato della concessionaria. Resta da capire se nelle prossime ore saranno eseguiti degli approfondimenti per fare luce sulle cause del malore fatale. E ora torniamo sul dramma che si è consumato ieri mattina a San Vendemiano. Sono stati effettuati gli esami tossicologici sul 32enne che era alla guida dell'auto che ha centrato lo scooter del 56enne Mauro Dal Bianco di San Fior, morto sul colpo. L'alcol test sarebbe risultato negativo. Il gravissimo incidente era avvenuto all'alba di ieri, come detto, all'incrocio tra via Cadore e la statale 51 nel comune di San Vendemiano. Il 56enne era stato sbalzato a terra, inutili tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Sul posto una pattuglia dei carabinieri del radiomobile e una di Susegana che hanno regolato il traffico nei momenti immediatamente successivi all'incidente. Parliamo di furti adesso. Nell'auto con registratore di cassa appena rubato. Per questo un 48enne è stato arrestato dai carabinieri di Spresiano. Il colpo si era consumato poco prima a Villorba. Con sé aveva un registratore di cassa con dentro circa 105 euro e un attrezzo da scasso. Il 48enne fermato in auto in via Galvani a Spresiano nel corso di un controllo disposto proprio per il contrasto ai furti. Il fermo poco dopo le 2 del mattino. Alla guida di una Polo c'è l'uomo italiano e residente a Treviso, già noto, anzi notissimo, alle forze dell'ordine, con diversi precedenti anche specifici. Quasi contemporaneamente i carabinieri vengono chiamati anche per un'effrazione in un'azienda di Villorba, la Rigomma di via Postioma. La vigilanza privata segnala la porta scassinata e la scomparsa del registratore di cassa con all'interno 104 euro e 69 centesimi. Non ci sono dubbi, scatta l'arresto. Il 48enne viene portato negli uffici della sezione radiomobile per ulteriori accertamenti in attesa di direttissima. Si tratta di capire se ci sono altri complici e ulteriori furti a lui riconducibili. Per il sindaco di Spresiano la speranza è solo una. Questo arresto è il frutto del costante lavoro che le forze dell'ordine svolgono nel nostro territorio. È chiaro che però adesso la giustizia deve fare il proprio corso e quindi basta impunità, basta scarcerazioni veloci e che la pena sia quella prevista e che sia effettivamente certa. E per contrastare proprio i furti, il comune di Valdobbiadene ha deciso di schierare i volontari di protezione civile, AVAB e ANA. In queste ore è in corso la verifica per mettere i volontari nelle condizioni di operare nella piena legittimità. Sto valutando assieme agli uffici, assieme alla protezione civile del comune, la possibilità di integrare anche con pattuglie di volontari di protezione civile il controllo del territorio. La seconda lettera arrivata sul tavolo del prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, nella giornata di sabato porta la firma del sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Ricalca le preoccupazioni già espresse dal collega di Farra di Soligo Mattia Perencin, altro comune bersagliato dai ladri, e riporta le medesime richieste, più forze dell'ordine in campo contro i furti. Abbiamo una stazione locale dei carabinieri che pattuglia il territorio, ma evidentemente ha bisogno di un supporto perché Valdobbiadene, insomma, sono 62 km quadrati solo Valdobbiadene, è difficile da pattugliare. Valdobbiadene ha potenziato i controlli diurni della locale nell'ora di punta, 17, 19 e 30, ma in queste ore potrebbe arrivare il via libera per arruolare anche i suoi volontari di protezione civile, AVAB e ANA. Già solo la possibilità di muoversi con i mezzi, con le luci blu accese o spente è assolutamente una cosa da valutare, non è da sottovalutare. La disponibilità da parte dei volontari mi è già stata data da subito. Quello che sto verificando con gli uffici competenti è mettere nelle condizioni i volontari di operare nella piena legittimità. Palpabile la tensione nel paese, bersagliato dai ladri ancora durante la vendemmia, con cantine e agriturismi presi di mira. Ora l'obiettivo sono le case. Quotidianamente sono centinaia i messaggi, le telefonate o i colloqui fatti con i cittadini che lamentano giustamente questo problema che colpisce tutti indistintamente. È il collega Boff a dare la notizia dell'integrazione di altri 22 agenti di polizia stradale nella Marca. È una goccia, ma tutto può servire, il commento del primo cittadino.
Tutela del Made in Italy e delle aziende tessili che lavorano rispettando le regole. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 2 laboratori gestiti da cinesi a Quinto e Preganzioli. Lavoro nero, degrado, mancanza di sicurezza, deposito illecito di rifiuti, abusi edilizi. Sequestrati dalla Guardia di Finanza 2 laboratori tessili gestiti da cinesi a Quinto di Treviso e Preganziol. Abbiamo dunque sequestrato un laboratorio di 300 metri quadri a Quinto di Treviso, un altro di 200 metri quadri a Preganziol, rinvenendo nel laboratorio di Preganziol 2 lavoratori in nero di nazionalità pakistana. I 4 amministratori sono stati denunciati per una lunga serie di violazioni. In uno dei capannoni erano state anche ricavate abusivamente 6 stanze, tra cui una camera ed una cucina. Le indagini hanno permesso di accertare pendenze tributarie per circa 3 milioni di euro da parte delle numerose ditte che negli anni avevano gestito i laboratori. Sono stati gestiti nel tempo, all'incirca negli ultimi 10 anni, da circa 14 ditte che dopo aver accumulato debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria hanno chiuso e riaperto sotto altro nome, con gli stessi clienti, con gli stessi fornitori, con gli stessi dipendenti, cambiando solo il nome e il numero di partita IVA. Un'indagine volta alla tutela del Made in Italy e della filiera del tessile, che vede nella Marca una delle realtà più importanti a livello nazionale, un'indagine che è anche un monito per i committenti. Ricevevano commesse da imprese locali. Ora, le nostre attività investigative sono finalizzate a ricostruire la catena degli appalti e di subappalti fino ad arrivare ai principali committenti. È chiaro che avvalersi di un laboratorio che opera in condizioni volte allo sfruttamento dei lavoratori può comportare delle conseguenze sia penali che amministrative. È stata presentata poco prima della scadenza dei termini la querela per l'incidente occorso ad Alice Tonioli, la ciclista trentina di Mezzocorona, che 3 mesi fa sbatté contro un muretto durante una gara ciclistica a Vittorio Veneto. La denuncia per lesioni gravissime è stata depositata dal padre, curatore speciale della figlia, e sottoscritta dalla stessa atleta della Top Girl Fassabortolo. Potrà così ripartire l'indagine della Procura di Treviso sull'incidente avvenuto il 14 agosto. Il sostituto procuratore di Treviso, Michele Pernumian, ha aperto un fascicolo con 3 indagati. Senza la querela di parte il procedimento avrebbe rischiato l'archiviazione. Le condizioni della 19enne risultano attualmente clinicamente stabili, ma le lesioni sono comunque molto gravi. Via del Mare ora, andiamo alla politica, all'amministrazione, perché a Palazzo Balbi a Venezia sono stati presentati gli esiti dello studio sui flussi di traffico, riduzione sulla viabilità secondaria che parte dal 10% nel periodo invernale fino ad arrivare addirittura al 70% in quello estivo, oltre a una diminuzione fino al 50% di tempo per andare da Treviso a Jesolo. Presenti i rappresentanti degli 8 comuni interessati da esenzioni perenni e i 4 con esenzione per i primi 2 anni. Così ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti, che sentiamo. È stata l'occasione per presentare ai sindaci l'analisi dei flussi di traffico che la Regione Veneto sta portando avanti con Veneto Strade, dove sia d'inverno che d'estate vengono monitorati 900 km quadrati di viabilità, un territorio ampio, 24 comuni, 3 autostrade più statali, regionali e provinciali. È stato un incontro molto costruttivo, assolutamente utile anche per sciogliere qualche nodo e qualche perplessità o curiosità che avevano i sindaci. Insomma, adesso andiamo avanti con l'opera. Entro la fine del mese di novembre verrà depositato il progetto definitivo e poi si aprirà la conferenza dei servizi, dove verranno invitati tutti gli enti, compresi i comuni, che hanno un interesse diretto o indiretto all'opera.
Treviso perde 3 posizioni e nella classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita scende al 21° posto. Il presidente della provincia Stefano Marcon commenta il risultato: qualità della vita comunque buona, dice, restiamo tra le migliori province. La provincia di Treviso continua la sua lenta e inesorabile discesa nelle posizioni in classifica tra le città prese in esame dal Sole 24 Ore per qualità della vita. Diversi gli indicatori, dall'ambiente all'abitabilità, alla qualità dell'aria, il sistema sanitario. Treviso continua a scendere. Era al 9° posto nel 2018, salita in 7ª posizione nel 2019, dal 2020 in poi in caduta libera fino al 21° posto. A commentare la notizia il presidente della provincia Stefano Marcon. Abbiamo da lavorare nell'ambito dell'istruzione, nell'ambito del turismo e della cultura. Ecco, sì, è vero, l'istruzione paga il dazio del calo demografico. Credo che alcune note positive arriveranno nella prossima classifica, cioè quando si vedrà alcune opere di edilizia scolastica, per esempio di diretta competenza della provincia, essere realizzate. Tra gli indicatori più negativi il livello registrato di polveri sottili, il numero di posti letto in ospedale in rapporto alla popolazione e il dato scuola con il nodo delle strutture e il tasso di scolarizzazione. Migliora l'ambiente, più 4 punti. Marcon rilancia su rifiuti e sicurezza, indicatori che hanno visto conferme e miglioramenti. Questa classifica, mi ripeto, conferma quei dati lì e quindi è una delle province più sicure d'Italia, anche grazie ad azioni che hanno fatto gli enti. Da ultimo ricordo per esempio nella gestione dei PNRR, un protocollo assieme a Guardia di Finanza rende sicuri gli investimenti qui da noi. Destino tutto trevigiano, se è vero che le altre province migliorano e mantengono la loro posizione. Su Treviso Marcon insiste, il bicchiere è mezzo pieno. Ce lo dice la classifica stessa, sono 4 le categorie, oppure buona, accettabile, discreta e insufficiente. Noi siamo nella parte buona e quindi la classifica stessa ci dice che la provincia di Treviso è ancora tra le migliori d'Italia. Domani a Casugana verranno presentate le iniziative per il Natale ed è dei giorni scorsi l'annuncio che proprio per Natale MOM e Comune di Treviso agevoleranno le famiglie con biglietti del bus dimezzati, 5 euro al posto di 10 per 2 adulti e 2 bambini sotto i 10 anni, con l'assessore De Chechi che dice: così disincentiviamo l'uso dell'auto in centro. MOM, che unitamente a noi ha immaginato un ticket agevolato, 5 euro di un biglietto anziché 10, per consentire a tutta la famiglia di viaggiare in autobus. Comune e MOM lanciano una nuova promozione in vista delle feste ormai alle porte, fermate aggiuntive per raggiungere il centro con le navette, biglietti validi 48 ore a metà prezzo, 5 euro invece di 10 per 2 adulti e 2 bambini sotto i 10 anni, un modo per disincentivare l'uso delle auto e per non intasare il centro città. Abbiamo pensato che fosse un bel segnale garantire delle agevolazioni alle famiglie per poter usufruire di tutto questo senza usare il veicolo e quindi senza incrementare il traffico e aumentando la qualità della vita in generale. Vivi il tuo Natale sostenibile a Treviso, il titolo dell'iniziativa che prenderà il via nel fine settimana del 30 novembre e 1 dicembre per poi proseguire il 7 e l'8 dicembre, 14 e 15 dicembre, 21 e 22 oltre a 23 e 24 dicembre. Nuove fermate in Piazza Pio X, Duomo e Ponte San Martino, lungo Sile Mattei. In particolare le linee 1 e 7 in deviazione perché non transiteranno in Piazza dei Signori ma seguiranno un percorso da Porta Calvi con fermate in Piazza Pio X nella direzione da nord a sud e nella direzione opposta effettueranno la fermata in lungo Sile Mattei. 3 nuove fermate vengono realizzate all'interno della città, togliendo gli autobus tradizionali dalle altre vie, proprio per consentire a chi visita la città in quel periodo di arrivare agevolmente senza macchina. Si chiama MOMA ed è la nuova piattaforma digitale elaborata dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana con migliaia di dati a supporto delle amministrazioni e dei cittadini.
Dalla demografia con il calo generalizzato della natalità alla ripresa dell'immigrazione, dallo sfruttamento del suolo alla scolarità della popolazione. Sono moltissimi i dati inseriti in MoMA, la nuova piattaforma elaborata dal Centro Studi dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, un'interfaccia digitale per esplorare trend e indicatori utili a supportare le attività e la programmazione delle amministrazioni. Tra la grande mole di dati significativo quello dell'andamento demografico. Dal punto di vista della emigrazione, cioè quindi di persone che se ne vanno, Gorgo al Monticano insieme a Cison di Valmarino, Meduna di Livenza eccetera, che sono quelli che hanno un tasso di emigrazione di gente che se ne va maggiore, mentre all'opposto di persone che arrivano è Oderzo in particolare e Ormelle, sono i due comuni nella provincia di Treviso che hanno questo livello di immigrazione più alto. Altro dato, quello dell'indice di specializzazione, che indica come nel tempo la struttura produttiva di un territorio cambi fisionomia. Accade che ha avuto una diminuzione di quello che è tutto il settore manifatturiero e aumenta quello dei servizi. Oppure invece abbiamo altre realtà come Porto Buffolè piuttosto che Segusino che hanno una specializzazione forte nel manifatturiero, mentre altri come Monfumo, Possagno invece si sono caratterizzati sempre di più per una specializzazione nelle costruzioni. Altro dato interessante è quello della scolarità, con la liceizzazione della componente femminile e l'incidenza delle donne laureate superiore in 18 casi nella Marca alla media veneta, in particolare a Castelfranco, comune dove le ragazze laureate sono il 38% rispetto al 27% dei maschi. La nuova piattaforma sarà utile ai comuni ma anche ai cittadini. I cittadini avranno accesso a un unico punto a cui accedervi per trovare tutta una serie di informazioni che spesso sono disseminati presso diversi uffici e fonti statistiche. Il quadro complessivo che emerge è quello di una provincia che sta attraversando una fase di transizione ma che comunque si caratterizza come virtuosa rispetto ad altre zone del paese. In ordine per esempio ai dati della disoccupazione e quindi dell'occupazione, sicuramente sono molto più positivi rispetto a quelli del livello nazionale, probabilmente perché abbiamo anche delle specificità che ci permettono un tasso di occupazione maggiore rispetto a quello che c'è sul territorio nazionale. E ora lo sport, il calcio, con la vittoria in rimonta del Treviso a tempo ormai scaduto contro il Villavalle, biancocelesti in fuga in testa alla classifica insieme a Campodarsego e Dolomiti Bellunesi. Che il Villavalle, quinto in classifica, avrebbe venduto cara la pelle si sapeva. La buona notizia è la capacità del Treviso di resistere, addirittura di ribaltare il risultato a tempo ormai scaduto. Tornano a casa con un 2-1 che vale doppio i biancocelesti da Bergamo. La vittoria dà entusiasmo e soprattutto consente di tenere il passo delle due capoclassifica, Campodarsego e Dolomiti Bellunesi, entrambe a quota 32 dopo la 14ª giornata di campionato. Trevigiani dietro a 30, forti dei 3 punti strappati al Villavalle all'ultimo istante utile, sotto per 1-0 dopo solo un quarto d'ora. È stato al rientro in campo al terzo minuto della ripresa che il solito Aliu ha infilato di testa in rete il pallone del pari, e quando ormai sembrava che la partita si chiudesse sull'1-1, risultato che avrebbe fatto perdere ai biancocelesti la possibilità di acciuffare la vetta, è stato Beltrame al 94esimo a siglare il 2-1. Terza vittoria consecutiva contro le compagini bergamasche per l'11 di mister Cacciatore, che domenica affronterà al Tenni un avversario stando alla classifica alla sua portata, il Chions, mentre il Campodarsego se la vedrà in trasferta con la Luparense e il Dolomiti Bellunesi ospiterà l'Este. Ci fermiamo adesso per un rapido break, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in diretta, ripartiamo dalle notizie dal Bellunese. Studenti a teatro a lezione di prevenzione della violenza di genere. Sul palco, tra le altre, l'economista Azzurra Rinaldi, docente alla Sapienza di Roma, che ha tenuto i giovani incollati alle poltrone parlando di violenza economica. Questo studio europeo chiede alle donne perché non riesce a lavorare. 37% delle donne europee dice io ho la giornata piena fino qua, ok, di queste attività non retribuite. La media italiana è il 62%, cioè il 62% delle donne italiane che non lavora per la cura.
perché carica di lavoro di cura non retribuito. È iniziato così, con un focus sui dati prodotti da ricerche europee sulla condizione femminile, lo speech dell'economista Azzurra Rinaldi, docente alla Sapienza di Roma, impegnata in progetti di divulgazione con l'attrice Lucia Raffaella Mariani e la giornalista Micaela Faggiani, perché cambiare la narrazione, esplorare nuove strategie educative e promuovere un cambiamento culturale possono essere la chiave di volta per abbattere la violenza di genere. In platea gli studenti di 6 istituti superiori di Belluno, mobilitati da scuole in rete e dall'ufficio scolastico provinciale. Rinaldi ha parlato di violenza economica, che è una forma di violenza contro le donne radicata e dunque difficile da estirpare. In Italia il 49% delle donne ha vissuto almeno una volta una situazione di violenza economica, percentuale che sale al 67% per donne separate o divorziate, significa quasi tutte. Allora ci sono delle bandiere rosse a cui prestare attenzione subito. L'uomo che ci dice non lavorare, a te ci penso io, enorme bandiera rossa. L'uomo che controlla lo scontrino o che se non lavoriamo ci obbliga ogni giorno a chiedere i 5 euro per il pane e il latte, enorme bandiera rossa. Qualunque gesto del partner che tenda a limitare la nostra libertà, anche quella di produrre e gestire il denaro secondo la Convenzione di Istanbul, sta già agendo violenza economica, che è sempre all'anticamera di quella psicologica e fisica. Belluno non è un'isola felice, ribadisce Belluno Donna, al cui centro antiviolenza lo scorso anno si sono rivolte 154 donne. E i numeri sono sottostimati, se è vero che solo il 6% delle donne in difficoltà si rivolge ai centri antiviolenza. Il bilancio di Belluno Donna è stato il punto di partenza dell'evento a Belluno e a Feltre, organizzato da Meta Logos, capofila del progetto regionale Disruption. La verità è che quando una donna non lavora non è indipendente, non è in grado spesso di uscire da situazioni di violenza. Da dove si parte? Da dove si parte in un paese come il nostro, in cui il 49% delle donne, secondo l'ultima ricerca di Ipsos Survey We World, ha vissuto una situazione di violenza economica, percentuale che sale al 67% per donne separate o divorziate. Si parte intanto da quello che stiamo facendo qui oggi, no? Quindi si parte dalla consapevolezza. Elettrodotto in Val Belluna adesso va interrato senza se e senza ma, alza la voce dunque Palazzo Piloni, che rivendica il suo ruolo di ente pianificatore e incassa subito il sostegno incondizionato del senatore Luca De Carlo, solitario rappresentante bellunese nei palazzi della politica romana. Resta ancora al palo il progetto internazionale di razionalizzazione della rete elettrica nella media valle del Piave. Terna ha chiesto il rinvio di 30 giorni della conferenza dei servizi programmata per fine novembre, quindi se ne riparlerà a gennaio, sempre che non intervengano ancora fantomatici problemi d'ordine tecnico. Ma lo stop potrebbe giocare a favore del territorio, che da anni chiede di sapere, più a parole che con i fatti, che cosa vuole fare Terna del territorio bellunese. Palazzo Piloni ha chiesto in questi giorni alla Regione di convocare il tavolo tecnico istituzionale, rivendicando il suo ruolo di ente pianificatore, pur se la Del Rio l'ha spogliato delle sue prerogative. Noi vogliamo che ci sia appunto la pianificazione e delle linee guida da parte di Terna, perché noi vogliamo sapere cosa succede sull'intero territorio provinciale, vogliamo sapere cosa succede dei comuni che non sono stati interessati dal progetto della razionalizzazione della media valle del Piave, e quindi vogliamo delle cose scritte. Sostegno e appoggio in ogni sede è stato garantito dal senatore Luca De Carlo, che ha investito di delega speciale l'ex sindaca di Limana Milena De Zanet, l'unica che in questi anni si è battuta con le unghie e con i denti, che incassa il sostegno incondizionato di Vivaio Dolomiti. Se c'è De Zanet siamo contenti, perché rappresenta anche i cittadini, il commento del presidente di Vivaio Gianni Pastella. Dal canto suo il senatore De Carlo dice senza mezzi termini: noi vogliamo l'interramento delle linee e un progetto che tenga conto delle peculiarità del territorio. Credo che il territorio abbia già dimostrato, attraverso non solo i comitati che in questi anni hanno lavorato bene, ma anche le amministrazioni e anche la provincia adesso, e anche tanti partiti politici, anche il mio Fratelli d'Italia si è sempre schierato contro i fili in aria e per l'interramento, e quindi credo che sia una richiesta forte del territorio, un territorio che se va unito e che rappresenta tutti ha molto più forza sui tavoli. Sui risultati c'è moderato ottimismo, salvo problemi tecnici relativi alla fattibilità del progetto. La strada potrebbe essere spianata ed è una sfida aperta che per la prima volta vedrebbe il territorio compatto, perché in gioco c'è sì un corridoio di energia, ma ci sono anche i potenziali rischi per la salute e l'impatto ambientale, e su questi ultimi non si può scherzare.
La Camera di Commercio ha premiato le aziende che con la loro attività hanno posto tasselli importanti per lo sviluppo economico e la tutela dei territori. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio nella sede dell'ente a Belluno. La Casa delle Imprese bellunesi si è vestita a festa oggi pomeriggio per la cerimonia di consegna dei premi Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2024. Custode dei valori che animano il territorio, la Camera di Commercio ha reso così omaggio alle storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita alla crescita della comunità economica e sociale. Valorizzare con un riconoscimento vuol dire che le istituzioni riconoscono a chi si è dedicato una vita lavorativa da imprenditore, non solo da imprenditore, con cui premiamo anche alcuni collaboratori, riconoscergli quello che hanno fatto per il nostro tessuto imprenditoriale, per la nostra realtà. L'ente camerale ha sostenuto la transizione digitale ed ecologica delle imprese del territorio attraverso bandi che hanno messo a disposizione oltre 1 milione di euro, per non parlare del sostegno alla formazione e all'innovazione per affrontare con competenza le sfide del futuro. La provincia di Belluno è una delle province più importanti in alcuni settori chiave, come l'occhialeria. Direi che il polo mondiale è qui, 3,5 miliardi di esportazione, non solo l'occhialeria ma anche il settore plastica, il settore del freddo e poi ovviamente quelli impegnati nel turismo con i grandi eventi che ci saranno, ma anche per quello che è stato fatto fino adesso. Un riconoscimento, ha detto Pozza, che rafforza il valore del fare impresa in un territorio che si sta preparando all'appuntamento olimpico e paralimpico del 2026. Qui nel nostro territorio, come già detto prima, ci sono queste aziende che sono veramente un fiore d'occhiello che tanti ci invidiano. E ve lo dico da Presidente di Camere di Commercio italiane all'estero, quando giro per le mie camere, che incontro imprenditori oriundi italiani e non solo, e le istituzioni di quei paesi valorizzano molto questo, cioè il saper fare, la capacità, la personalizzazione del prodotto. Potremmo considerarci gli artigiani del mondo. Giovedì vi ricordo che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 9:45 le celebrazioni per la festa della Madonna della Salute a Venezia. Oggi c'è stata l'apertura del ponte votivo, giovedì la cerimonia, la messa solenne alle 10 in Basilica. Allora noi ci collegheremo in diretta per la celebrazione presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che trasmetteremo integralmente. Appuntamento dunque a partire dalle 9:45 su Antenna 3. È tutto per questa sera, adesso le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci.